Mettiamo live? No? Vabbè, io entro lo stesso registro. Amici di Twitch, amici della Pallacanestro Seniori, una buona sera, benvenuti al centro sportivo del CUS Sassari. Tornano in campo i Tauri dopo praticamente un mese di stop, ma andiamo con ordine. Vorrei presentare quest'oggi con noi Massimo Verli, che ancora non siamo in diretta, tutto registrato, poi lo sentiranno Massimo, però è un piacere, è un onore per me avere Massimo quest'oggi come spalla tecnica. Ti lascio la parola 2 minuti nel mentre, ci sarà la palla 2, ma noi ci concentriamo prima sull'introdurre questa sfida. Ciao Fabrizio, grazie, è un piacere per me, spero di essere all'altezza. Io sono venuto a vedere la partita e tu mi hai invitato a fare questa cosa e intanto partono e subito col marchio di fabbrica di questa squadra, perché i primi possessi all'80% dei casi quando Cordeda segna, i Noviu Seniori poi vince. Questa è una statistica curiosa per te che sei un allenatore, ricordiamo, alleni l'Universal Basketball Novara, il nome completo, squadra che milita in divisione regionale 1, giusto? È una squadra che sta andando molto bene, la stiamo apprezzando. I colori societari sono diversi però rispetto a quelli senoresi. Siamo bianconeri noi, siamo bianconeri. Però comunque per te un po' nell'animo il verde quest'anno sta diventando preponderante, vista la presenza di tuo figlio nello scacchiere di Coach Piras, no? È un piacere, immagino, per te fare i biglietti e venire di buon grado qui in Sardegna. Assolutamente sì, l'ho sempre seguito, lo seguo anche qui con grandissimo piacere, poi c'è un progetto ambizioso e questo chiaramente fa ancora più piacere. Assolutamente, noi ci concentriamo per quanto riguarda la partita odierna. Il Noviu Seniori ospite del CUS Sassari, il punteggio recita 3-2 in questo inizio. Andiamo a dare una lettura dei due quintetti partendo dagli ospiti che scendono in campo con Puggioni con la maglia numero 5, Merella il capitano, maglia numero 12, la 40 di Giri Ubalek, il numero 21 di Pisano e il numero 3 di Andrea Cordeda, mentre per gli ospiti è un piacere rivedere in campo Marco Idini con la maglia numero 12, Salvatore Spano numero 7, numero 4 per Porcheddu, maglia numero 9 per Alessandro Piras, a chiudere il quintetto della squadra allenata da Gabriele Sassu. Abbiamo proprio il numero 8, Livio Cecchini, autore dell'unica tripla della partita. Un minuto abbondante, se n'è già andato Giri Ubalek in lunetta. Massimo, ti chiedo quale può essere la chiave di questa sfida, vedendo anche il modo di giocare di Seniori. Il CUS non l'abbiamo ancora affrontato quest'anno, ti dico soltanto che lo zoccolo duro di questa squadra sono il numero 7, il numero 12 e il numero 9, giocatori di esperienza. Campo casalingo non è mai facile approcciare in casa di altri, soprattutto dopo un mese di natività. Sì, sicuramente, poi anche per il fatto che loro hanno vinto 2 partite e Seniori le ha vinte tutte, quindi bisogna prestare massima attenzione a non prendere sotto gamba la sfida, questo potrebbe essere il tranello. Da monito infatti l'ultima partita con la Dinamo Academy, con il fanalino di coda che tra l'altro settimana scorsa ha acquisito i primi 2 punti in classifica. È stata una partita molto ostica, specialmente nei primi 10 minuti di partita, ma raccontiamo e prendiamo un po' di cronaca diretta con Porcheddu che cerca il taglio di Cecchini, dice di no, Andrea Cordeda rispedito con perdite il numero 8, solo rimessa dal fondo, 12 secondi da giocare, rimessa affidata a Torres Panu. Si muove Alessandro Piras e riceve, uscita dai blocchi di Idili, vuole attaccare Piras, passo e tiro, movimento classico del numero 9, si fa sorprendere Ubalek in questo caso, transizione offensiva, Pisano ribalta al lato con Puggioni, specialità, il tiro da 3 punti, rimbalza 2 volte sul ferro, niente realizzazione, quindi ancora CUS che può spingere. Buoni ritmi in questo avvio di partita, Spanu palla in mano. Come al solito sulle sue piste c'è Alessandro Pisano, gran difensore. Cecchini, seconda tripla della sua partita, primo ferro e tabellone. Puggioni rimbalza e subito fa volare Andrea Cordeda
Immediata transizione in questo sport, Massimo, capacità di convertire le azioni da difensive a offensive è sicuramente una chiave, no? Questo è l'esempio di come si deve uscire con una transizione offensiva ben fatta. Rimbalzo del piccolo che invece di partire di corsa guarda subito testa alta e va a cercare in profondità con un passaggio efficacissimo e poi canestro. Assolutamente, assolutamente. Infatti, amici a casa, abbiamo anche un'analisi da parte di un coach e non è mai banale. Coach Sassu, a proposito di allenatori, costretto a chiamare il time out 8-3 per Sennori. Come abbiamo visto nell'ultima azione, Massimo, capacità dei close out, come le chiamerebbero dall'altra parte dell'oceano, chiudere bene i tiratori. In questo caso Cordedda non solo ha limitato il tiro, ma anche recuperato il pallone. Ti chiedo, tu che sei un allenatore, quanto è importante la postura e anche la posizione del corpo nel momento in cui vai a chiudere una possibile penetrazione, un possibile tiro? È importantissimo, no? Certo, bravissimo Cordedda che ha grande esperienza, sa benissimo che sui close out il primo rischio è quello di essere infilzati magari con una finta. Lui invece ha approcciato l'attaccante con una finta di salto, ma è rimasto fermo, l'attaccante ha abboccato alla finta, ha tirato e lui a sua volta lo ha stoppato efficacemente e poi ha controllato addirittura il rimbalzo. Beh, ma non lo scopriamo certo oggi, Andrea è un grande giocatore di grande esperienza, queste cose le ha imparate nel corso della sua carriera e le mette in pratica sempre perché è sempre molto focalizzato, concentrato. Un giocatore che fa da chioccia anche ai più giovani. E a proposito di close out, è importantissimo anche nel caso in cui si arrivi in ritardo nel close out indirizzare la penetrazione dove vuole mandare la difesa. È chiave, diciamo, perché poi gli aiuti, i recuperi, si vive da questo e la difesa è tutto in questo sport. Assolutamente sì, sfondi una porta aperta, credo tantissimo nella difesa. Non a caso, se guardiamo tutte le classifiche di tutti i campionati, la prima in classifica è sempre la migliore difesa del campionato, o quasi sempre, insomma. A meno che non ci siano degli attacchi disastrosi un po' a compensare queste classifiche, ma di norma è quasi sempre così. Partita che è ripresa, Torres Panu palla in mano, vediamo come esce il Cus da questo time out con Cecchini, aspetta l'uscita di Porcheddu, mette i piedi a canestro, buon ball handling contro Puggioni, Vassina in fondo si svita, guadagna 2 tiri liberi, buona l'uscita in questo caso dal time out. Massimo, i time out sono una chiave importante per gli allenatori per ritrovare fiducia e compattezza con i propri compagni. Uscire bene da un time out è una soddisfazione per un allenatore, perché vuol dire che i giocatori ti seguono e ti ascoltano e fanno bene quello che magari gli vuoi insegnare, gli vuoi trasmettere. Soprattutto è una soddisfazione chiamare un time out nel momento giusto, e coach Sassu lo ha fatto perché ha visto tra le righe che c'era un rischio di far scappare la partita, uscito bene e convertito solo 1 su 2, però recupero anche di palla, esatto, quindi spezzare la partita quando l'inerzia è degli avversari può essere sicuramente una chiave importante, mentre non arriva la realizzazione si rimane 4-8. Sennori doppia il Cus che prova ad allungare la difesa. Non siamo neanche a metà di questo primo quarto, con Sennori che deve un po' scrollarsi di dosso la ruggine di questo mese, squadra che è arrivata lunghissima lo scorso anno con lo spareggio di Gorizia, e un po' di riposo sicuramente aiuta i Tauri a ritrovare la giusta forma, anche per dare uno sguardo alla panchina di coach Piras con una piccola parentesi. Tantissimi auguri al nostro coach che in settimana è diventato padre del piccolo Andrea, panchina della Inoview Sennori, che ovviamente ha il vice allenatore Gianni Mozzo supportato da Omar Caretta e il preparatore atletico Alessandro Nieddu. Insieme a loro c'è Federico Tola, Alessandro Verlic, Matteo Cabras, Paolo Marreu e Federico Spano. Massimo, panchina di lusso quella della Inoview Sennori, perché tu hai 5 giocatori che potrebbero tranquillamente non far rimpiangere i titolari. Assolutamente, potrebbe mescolarli come crede, basta solo dare un occhio ai ruoli. Certo che per coach Piras girarsi verso quella panchina è una cosa abbastanza facile quando è in difficoltà e deve scegliere, può fare quello che vuole. Un po' come giocare a Basketball Manager, giusto per distendere questa diretta, perché hai le pedine, le puoi ruotare come vuoi, il minutaggio, poi quello che conta è quasi sempre portare a casa la vittoria. Però è bello, e per un allenatore è anche molto appagante, sono quelle scelte che un allenatore dice sempre, scelte difficili, ma è bello poter scegliere con questi cambi, diciamo.
Sì, alle volte può essere un problema, perché lo sappiamo bene che un allenatore ama avere una squadra con 7, 8 massimo giocatori, perché è più facile gestire i minuti, è più facile gestire i cambi. Però quando hai ambizioni di classifica e di campionato, avere la panchina lunga è senz'altro un grandissimo valore, se poi sai giostrarla come sa giostrarla bene Gabriele Piras. Assolutamente, nel mentre Cenuri continua a realizzare il contropiede, canestro del +6, prova a ricucire il Cus, l'errore, rimbalzo di Pisano, alimenta per Puggioni che ha spazio per correre, prova ad andare per vie centrali, non è valido il canestro, rimessa dal fondo per la Innovius Cenuri. Stiamo avvicinando alla metà di questo primo quarto e soprattutto non risparmiarsi per i giocatori in campo, perché per un allenatore c'è anche la mentalità del posso mandare in campo poi elementi freschi, e per i giocatori in campo ovviamente non spendere falli banali, però non risparmiarsi, perché sappiamo che poi chi entrerà dalla panchina potrà dare sicuramente linfa vitale, e questo è importante con un duo di esterni, Federico Tola e tuo figlio Alessandro, che possono dare tanto difensivamente e offensivamente. Adesso, giusto per rimanere in tema, come l'hai visto tuo figlio in questi primi mesi con la Innovius Cenuri, al di là dell'infortunio che l'ha bloccata all'inizio? Purtroppo l'infortunio l'ha un po' condizionato, lui ormai sta diventando un giocatore di esperienza, credo che sia un bel valore aggiunto, perché molto probabilmente, me lo auguro, diventerà importante quando ci saranno le partite che contano, quelle dei playoff, e spero quelle dello spareggio nazionale. Assolutamente d'accordo con te Massimo, nel mentre il Cus segna la seconda tripla di serata, 2 triple e un tiro libero per il Cus, che non ha ancora segnato da 2 punti nel pitturato, come si suol dire, mentre il Cenuri continua ad attaccare Puggioni con una bella caduta, ma sappiamo che il giovane talento della Innovius Cenuri è abituato a queste cadute. Sbaglia il primo tiro libero il Cus, è lì una partita che è un po' in questo inizio, perché ancora le squadre forse devono esprimere il loro valore, e Innovius Cenuri sta cercando sicuramente di rimanere coerente col modo di giocare, ovvero correre e sfruttare gli spazi lasciati liberi dalla difesa. In questo caso sfrutta al meglio Giri Ubalek, che recupera il rimbalzo dopo 0 su 2 di Puggioni e sale indisturbato per il nuovo +5. Spanu palla in mano, aspetta l'uscita Idi, palla in mano, aspetta l'uscita di Spanu, che fronteggia Piras. Una zona 2-3, quella della Innovius Cenuri, prova a bucarla il Cus con una tripla all'angolo, errore. Puggioni rimontato da Porcheddu, in questo caso non se l'aspettava il numero 5 questo passaggio, rottura per Cenuri, prova a approfittare il Cus, rimbalzo vagante per Spanu, classico tiro alla Juan Carlos Navarro, sbagliato, e quindi ancora Ubalek, fase confusa della partita. Pisano nell'angolo, Merella si alza da 3 punti, eccola qua la prima tripla sennorese, e a siglarla è il capitano Enrico Merella. Massimo, il capitano sennorese si conosce molto bene con tuo figlio, ma al di là di quello ha ritrovato quest'anno quella costanza di allenamenti e di partite che l'anno scorso non ha avuto. È un giocatore pazzesco il numero 12. Beh, sicuramente poi anche lui comincia a diventare grande dal punto di vista dell'età, sfrutta le sue capacità, sfrutta la sua esperienza, questa è roba sua, cioè, questa palla per lui vuol dire 3 punti, quasi sempre. E quindi capacità poi di convertire i tiri importanti. Altra analogia fra Merella e Verlik, entrambi i padri di questi due ragazzi sono allenatori di pallacanestri. Tu Massimo e anche Paolo Merella, allenatore della Dinamo Sassari, giovanile della Dinamo Sassari, e questo diciamo che è un'impronta che rimane poi nella vita di un cestista, avere, diciamo, respirare la pallacanestro anche in casa tutti i giorni. Beh, certamente Ale veniva in palestra quando io ero giocatore e gattonava in campo tra il primo e il secondo tempo quando aveva solo pochi mesi, e quindi certamente l'ha respirata da subito. Eccolo, ah no, è Federico. Si alzano intanto 2 membri della panchina, prestissimo si alzerà anche Alessandro Verlik. Iniziano i primi cambi da una parte e dall'altra. Sono un po' disorientati adesso quelli del Cus, stanno subendo anche difensivamente in un modo abbastanza distratto, forse sarebbe il caso di chiamare un altro time out, ma avendone già chiamato uno a 2 minuti dalla fine del primo quarto, forse sarebbe un po' azzardato magari rischiarsi il secondo, ma forse è il momento
è propizio per chiamare un altro. Gabriele Sassu lascia giocare, Pugioni segna un altro canestro di contropiede. I parziali questo rendono la Innoviu Seniori unica come squadra in questa Serie C. Ti do una statistica, Massimo: nel momento in cui Seniori mette in campo un parziale dai 10 ai 20 punti senza far segnare l'avversario, significa sempre matematicamente vittoria. Sarà un caso? Certamente no. È vero anche però che Sennori in questo campionato è sicuramente la più forte, senza alcun dubbio. I parziali sono importantissimi. Adesso loro hanno spinto un attimo sull'acceleratore e subito hanno scavato 12 punti di divario. Attenzione, perché è un attimo che la partita scappi via, ma come è un attimo anche che la partita torni subito, perché è molto giovane, quindi non è scontato che un parziale possa scavare subito il solco. Questa occasione persa col passaggio sbagliato di Giri toglie una possibilità del più 14 ed ecco che loro subito convertono e tornano più. Esatto, e rimangono in doppia cifra di svantaggio, e questa è la bellezza di questo sport, perché non è mai finito fino al 40° minuto e ci regala tantissime emozioni. E poi analisi tattiche a noi piacciono tanto all'interno dei 40 minuti, e arriva uno sfondamento e dal più 14 al potenziale addirittura meno 7, e così la palla canestro in un attimo, e così, nonostante la posizione di Pugioni fosse, la posizione, chiedo scusa, di Idini fosse dentro lo smile, l'arbitro era lì a 2 passi. Nel mentre esordio anche per Luca Chessa, maglia numero 5 per il CUS Sassari, classe 97, grande tiratore, nuovo acquisto, che non è un nuovo acquisto. Ottimo giocatore, lo conosco da un po' di anni, un ottimo giocatore, ha una mano educatissima, bisogna prestare attenzione perché è uno che può fare la differenza. Esattamente, lui è sempre stato nel mondo CUS, iniziava, ha avuto i premi fisici, è tornato abile e arruolabile in questo momento. Io personalmente lo conosco molto bene, abbiamo giocato insieme, forse uno dei migliori classe 97 che Sassari ha prodotto. Sbaglia il tiro in avvicinamento, ultimi 30 secondi di primo quarto. Pisana, una prateria per sparare da 3 punti, solo primo ferro, fallo nel mentre del neoentrato Alessandro Verlic in campo ai danni di Marco Idini, e quindi 24 secondi abbondanti alla fine del primo quarto, con il CUS che probabilmente andrà fino alla fine, ma discrepanza minima fra 2 cronometri. Ti chiedo adesso, proprio per rimanere in presa diretta, tu come la gestiresti una situazione del genere con 24 secondi? Giocheresti fino alla fine? Immagino di sì. È importantissimo che il CUS realizzi per tenere la partita vicina, quindi deve non esporre non esporre il fianco a un eventuale tiro di Senior che può essere preso, però diciamo a bassa percentuale. Costruito benissimo dai ragazzi di Gabriele Sassu, che mettono una tripla, e come per magia dal 21-9 al 21-14, e possiamo dirlo, abbiamo una parità a tutti gli effetti. CUS 14, Innoviu Seniori 21, e noi siamo fortunati perché qua abbiamo anche FIPStats, andiamo a leggerci qualche statistica della partita. Fino a questo momento il miglior realizzatore del CUS è Alessandro Lizzeri con 5 punti dalla panchina, mentre gli 8 di Giri Ubalek comandano le statistiche dei Tauri, 5 anche per Merella, ma la partita è appena iniziata.
squadre che sono tornate in campo per l'inizio del secondo quarto di gioco. In campo anche Demetrio De Martis, maglia numero 3, fa rifiatare un po' Marco Idin in cabina di regia per il CUS. Luca Chessa fronteggia show difensivo di Cordeda che poi torna su Alessandro Piras. Ancora De Martis, penetrazione dinamica, Lizzeri, buona difesa di Tola, ancora Lizzeri, palleggia, arresto e tiro, errore, rimbalzo di Tola, prova a correre Sennori. Cordeda va sotto da Spano, si svita e tira Spano, palla che entra ed esce. Primo tiro della Innovius Senior in questo secondo quarto. Chessa ancora per Piras, si svita Alessandro Piras, va a guadagnare altri 2 tiri liberi. Dovrebbe trattarsi del secondo fallo per Andrea Cordeda. Vediamo la segnalazione del tavolo. Invece soltanto il primo fallo di Andrea Cordeda, che comunque si accomoda in panchina. Entra Matteo Cabras e ritorna in campo Enrico Merella. Staffetta ormai classica, Massimo, con Alessandro Pisano, che sono i due gestori, per così dire, di questa squadra, con Pisano che a tutto tondo scava nelle pieghe della partita, Merella un po' più realizzatore da questo punto di vista. Sì, diciamo che farei la stessa cosa, sono super compatibili. Lui, il coach, ha la fortuna di avere questa facile cosa da fare, la fa, la cavalca tranquillamente. Sicuramente, come dici tu, adesso povero Enrico finisce in un infortunio cestistico, adesso Cus ha alzato la pressione, si crede. Esatto, poi un mese senza giocare, basta un minimo di pressione che secondo Come rischi di perdere il controllo della palla, come è successo a Merella in questo caso. 21-16, se ne è dato un minuto. Primo pallone toccato per Alessandro Verlic, va sotto da Spano, ancora Cabras, si svita l'errore, il rimbalzo, la palla vagante controllata da Tola, ancora Alessandro Verlic, aspetta il blocco da parte di Cabras, mani veloci Luca Chessa, ma si rimane da questa parte. 2 secondi per tirare, ci pensa Alessandro Verlic, la tripla solo sul ferro, fase confusa che però premia la Innovius Senior. Momento che spesso accade in questo sport con gli arbitri che hanno una segnalazione opposta. Di base vince chi dei due è il primo arbitro, di base, no? Normalmente decide il primo arbitro, si stanno consultando, c'è un tocco. Sinceramente mi è sembrato è corretta questa decisione, c'è stato un tocco del bianco, l'ultimo tocco è stato del bianco, quindi corretta rimessa in attacco per Sennori. Infatti Sennori che ne può approfittare, terzo possesso consecutivo, in questo caso protegge bene la palla Alessandro Verlic, dopo l'azione precedente si era fatto sorprendere da Luca Chessa, intelligente in questo caso, va a guadagnarsi un fallo. Si aspetta l'uscita di Tola, Verlic va dall'altra parte per Merella che non esita, altra tripla, l'errore e poi il fallo di Cabras su Dongu. In campo anche Alberto Gaio per dare riposo ai lunghi del CUS. Tola, altra tripla per Sennori, non va, percentuali molto basse dal tiro pesante, quindi De Martis. Chessa, bella sfida contro Federico Tola, ancora De Martis, pressato da Merella. Fiscale in questo caso l'arbitro, si accusa del fallo Enrico Merella. Massimo, ti chiedo, in difesa, quando si deve difendere con questa intensità, se difende solo uno così per gli arbitri è troppo facile, il fallo viene fischiato sempre. Quando si difende in 5, tutti aggressivi, cambia anche il metodo arbitrale delle volte. Sì, sono d'accordo, ma questo secondo me è un fischio un po' generoso, però ci può stare perché Enrico ha messo le mani addosso e quindi l'arbitro era vicinissimo, lo ha sanzionato. Lizzeri, palla in mano, scarico per Dongu, esitante con la finta, comunque una partenza regolare. Gaio da 3, realizza con tanto di dedica al suo pubblico e il CUS poteva far altro che metterne 3 e bisogna stare attenti perché queste squadre che sono nelle ultime posizioni della classifica poi contro le grandi si esaltano, non hanno nulla da perdere, è facile.
Esatto, la leggerezza con cui si gioca queste partite è fondamentale, però non è mai banale, perché un conto è iniziare la partita 10-0 contro la prima in classifica come la Dinamo Academy magari. In questo caso 21-9, parziale di 10-0 aperto, dimostra grande maturità di ragazzi che sono molto giovani, perché Lizzeri, provenienti dal settore giovanile del CUS, e questo non è per niente banale. Tu che lavori con i giovani è una bella soddisfazione per il coach del CUS. Assolutamente, cavolo, pagherei per avere dei giovani così reattivi, così intensi, così maturi, perché in questo momento stanno facendo vedere cose da giocatori veri. È vero che Sennori ha un po' il capo chino e adesso deve scuotersi perché la partita lo richiede, insomma, deve cambiare assolutamente passo e andare a trovare le soluzioni che non ha trovato fino adesso. Quindi chiamata la reazione della grande squadra, la Innoviu Seniori. Merella a sfidare la difesa a zona del CUS Sassari. Verlik finta, fa saltare Chiesa, ottimo palleggio resta e tiro solo sul primo ferro, rimbalzo di Gaio. Dongu addirittura con un tiro pesante, possibilità di andare col naso avanti il CUS Sassari. Ancora Dongu, palleggio insistito, virata sino in fondo, Dongu l'errore, Lizzeri in qualche modo forse non l'ha toccata neanche lui. Comunque la palla è entrata, parità a quota 21 e si rialzano le due torri dalla panchina. Ubalek e Cordedda. Spano, gancio di Spano, accolto dal ferro e si sblocca Seniori. Quasi aspettava il pareggio del CUS per ritrovare i 2 punti. Ci ha pensato Spano. De Martis, una bella partita in questo momento. Chiesa palla in mano, Merella vuole aumentare i giri in difesa, non vuole commettere il secondo fallo. Chiesa da 3 punti, Chiesa vuole azzannare la partita, l'errore. Merella vuole viaggiare con i suoi compagni, grande scarico per Verlik, penetrazione dietro schiena, grande passaggio, scalpella l'opera però Matteo Cabras che comunque torna in difesa. Spano si butta, buona azione difensiva. E per un allenatore è bello vedere un giocatore dalla panchina che comunque adesso è riuscito a buttarsi su un pallone che non avrebbe mai preso Massimo, però si è buttato e dimostra, l'allenatore dice io ci sono e questa è la mia voglia. Importante, importantissimo, nella sua testa sapeva che non poteva prenderlo, però ha voluto andarci. Con un po' più di fortuna magari un tocco poteva rimettere in gioco Alessandro, che andava sicuramente in campo aperto. Bisogna stare attenti perché questi sono belli dinamici e soprattutto belli attenti e reattivissimi sulle palle seconde, sulle palle vaganti, sulle palle sporche, sono molto attenti, lo dimostra il canestro di tocco. Questo non è fallo mai, lo dimostra il canestro di tocco prima anche Fortunato, però perché vanno con grande convinzione, sono molto reattivi e quindi poi è chiaro che la fortuna aiuta gli audaci. Esattamente, nel mentre ovviamente in simbiosi con le tue parole arriva il primo canestro in contropiede, perfetta asse Cordedda, Verlik numero 14 senolese a siglare i primi 2 della sua partita, poi commette un fallo direi rivedibile in quanto aveva rubato il pallone. Già il secondo per Alessandro che deve stare attento ai problemi di falli. Ubalek controlla il rimbalzo, è tornata sul più 4 Seniori, toglie la palla in mano, riceve Cordedda che ha un mismatch contro Dongu, raddoppiato, ruota bene il pallone. Ubalek, Cordedda, penetrazione, Cordedda sotto per Ubalek, segna, subisce il fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare e si alza il coro che tanto ci è mancato in direzione del nostro lungo in maglia numero 40 Giri Ubalek, che si accomoda così in lunetta con il libero supplementare. E zitto il numero 40 è sempre lì a ripulire tutto sotto canestro. Canestro importante, hanno avuto pazienza, era un momento delicato, bisognava convertire, sono stati bravi a trovare un passaggio in più fino a che hanno fatto un canestro con fallo e 3 punti. Hanno guadagnato assolutamente il massimo da questa situazione. Coach Piras prova ad allungare la difesa con il CUS che riesce ad arrivare in zona offensiva e Alberto Gaio è indemoniato da 3 punti, la seconda tripla e sono già 3 le triple del CUS con i lunghi. Prima Gaio, anzi ti chiedo scusa, prima Cecchini poi Gaio, 3 triple con i lunghi
e un'altra con Lizieri che è una guardia, però capacità di tirare da lontano con i lunghi non banale. Nel mentre penetrazione di Verlik, Merella, scarico ancora per Verlik, giocata benissimo tra i due, arriva il fallo prima del tiro. I due, il 12 e il 14, Merella e Verlik, erano da anni che avevano questo pensiero: prima o poi giocheremo insieme, e lo stanno facendo vedere molto bene adesso con le dovute proporzioni. Massimo però mi ricordano un po' Klay Thompson e Curry quando facevano quei passaggi lì, penetra e scarica, e sanno già che il suo compagno è lì, si conoscono perché la mentalità cestistica è molto simile fra i due. Molto bravi a cercarsi, grande palla di Ale che E 2 punti sotto perfettamente, con tempi perfetti e con dimensioni perfette, giri che da lì non può fare altro che metterla dentro. Posizione e tempismo sono tutto in questo sport. Chiesa vuole, adesso è il momento, adesso è il momento di aggredire la partita, con Chiesa che si accontenta di un tiro da 3 punti nei primi secondi, non certo la miglior scelta. Ubalek ferma la palla, si alza da 3 punti, Ciri Ubalek sbaglia il tiro. Lui sì che se lo può permettere in certe situazioni di prendersi quei tiri, come si può anche permettere di rubar palla e far viaggiare i suoi compagni. Ancora Ubalek, scarico per Merella, extra pass rifiutato per Verlik, ancora Merella, si isola, spalla a canestro, sotto per Ubalek, intelligentissimo perché era marcato da un piccolo e quindi bisogna sfruttare queste situazioni. Sta dominando, bisogna andarlo a cercare assolutamente, è in gas e quindi tutti devono andarlo a cercare, fanno bene. 3 minuti e 40 alla fine del secondo quarto. Piras sbaglia contro Cordedda, più 8 per Senori che da quel 21 pari ha risalito la china. Verlik sì, nel fondo, che giocata di Alessandro Verlik che costringe il time out a Gabriele Sassu. Per un attimo ha pensato a fondare la Biman, Sì, credo di sì, poteva andare, è il suo classico movimento, va verso il fondo, finta di ritornare sul centro e poi ritorna sul fondo, molto spesso efficace, non riescono a tenerlo. Qui poteva andare a schiacciare a 2 mani fortissimo, però ha preferito un canestro di sicurezza. Un momento importante, più 10 in questo momento è veramente, può essere l'abbrivio per andare a mettere le mani sulla partita. Adesso bisogna tenere. Assolutamente. Poi rimanendo in tema Alessandro, l'ho definito un diesel in questa stagione, in quanto è partito forse con quell'handicap dell'infortunio, ma poi lui è un giocatore che si esalta, è un giocatore di striscia, quindi è un diesel anche in questo campionato, ed è da una parte forse meglio che non ha svelato tutti i suoi trucchi dall'inizio e che piano piano ce li faccia vedere. Tu ovviamente lo conosci bene, io l'ho visto lo scorso anno, ma anche tanti anni fa. Mi ricordo una sfida bellissima, Massimo, non so se te la ricordi, Calasetta Sant'Orsola, C nazionale, Merella contro Verlik, Merella 32, Verlik 36, non mi ricordo chi l'ha vinta, non so se ti ricordi. Sì, vinse, me lo ricordo, vinse Sant'Orsola, era Sant'Orsola giusto? Vinse Sant'Orsola, forse se non ricordo male addirittura dopo un supplementare. Esatto, un 105-103, punteggio altissimo. Al Palasera di Migni, esatto. Molto bene, con una situazione dubbia che poi consegnò la partita a Sant'Orsola, però fu una partita straordinaria. Ma Ale è un giocatore di striscia sicuramente, sa il fatto suo, in Sardegna lo conoscono tutti molto bene, ma lui può trovare sempre delle cose perché insomma sa giocare a pallacanestro e deve solo aver pazienza. A Calasetta veniva utilizzato in un altro modo, in altre squadre veniva utilizzato in un altro modo, qui viene utilizzato in un altro modo, ma lui si deve adattare perché l'allenatore detta i ritmi e detta le strategie e lui deve fare quello che... Eccolo qua ancora, eccolo. Ci stava, era in un momento di gas. Questo al di là del ruolo nella squadra, questo è un tiro che si deve sempre prendere, al di là del modo di giocare, perché tutti i giocatori di segno di quest'anno, anche lo stesso Ubalek e lo stesso Cordedda, giocano in modo diverso rispetto alle loro squadre precedenti, ai loro standard. Diciamo, questo Giri l'ha sempre fatto, di solito arrivava a fondare, forse un fallo. In ogni caso, come dici tu, l'allenatore detta i ritmi, bravo in questo caso Alessandro Verlik a recuperare. L'allenatore che detta i ritmi e devono essere i giocatori bravi a trovare la loro dimensione. Merella ai tempi del Sant'Orsola giocava in un altro modo rispetto adesso, come Ale, però insieme sono molto belli da vedere. È entrato anche Paolo Marreu, specialista difensivo con la maglia numero 16, sulle tracce di Spanu, perso per un attimo, tripla mandata a bersaglio. Un giocatore
che non perdona, il numero 7, molto molto esperto. Ti chiedo Massimo, chi conoscevi del CUS a parte Luca Chessa? Ma anche Lizzeri, anche De Martis, li ho sempre visti. Sono giocatori che si ricavano comunque degli spazi, hanno fatto esperienza. Questo è un canestro da giocatore di categoria superiore di Andrea Cordedda, che tiene il contatto, tiene l'equilibrio, tiene la palla in mano fino all'ultimo istante e la appoggia con un bacio al tabellone, roba che non è proprio per niente facile. Incredibile, il numero 3 Scuola Monterosello, ricordiamolo, ex Santa Croce Olbia e Sant'Orsola Tralettante. Proprio Lizzeri a penetrare, arriva l'aiuto di Ubalek, ma che canestro di Lizzeri, grande partita del numero 11 e riporta i suoi sul meno 7. Marreu si alza da 3, non va, Ubalek alla meglio e poi storie tese sotto canestro tra Ubalek e Piras, immagino doppio tecnico, infatti no, forse solo a Giri Ubalek visto le lamentele di Gabriele Piras. Partita bella fino a questo momento, sicuramente non ha senso perdere la testa per queste situazioni. La cosa deve finire lì immediatamente. È stato sanzionato un fallo tecnico, anche il coach la deve piantare. Secondo me non ha senso, tanto voglio dire, la decisione è presa, magari ci sta anche, quindi prendo, porto a casa e vado oltre. Sì, comunque avevi ragione tu, doppio tecnico perché c'è giri in lunetta, quindi finisce qua il momento di tensione esatto. Situazione che di certo ci sta per vivere bene la partita dal punto di vista dell'intensità, però non deve sfociare poi in diciamo odio sul campo, finisce lì sempre. Sono sempre un po' contrario a queste cose, io preferisco il dialogo e l'equilibrio, poi è chiaro che la pressione sale anche nelle vene e quindi alle volte succede che si vada oltre. Adesso c'è un tentativo di zone press di Calasetta abitudine Massi, è successo anche a me tante volte. Di Sennori che adesso rientra, però si accoppiano, quindi sono a uomo. Pensa che molte volte faccio le telecronache di pallamano calcio, mi viene da dire I know you Sennori, quindi ti capisco benissimo che questa tripla spezza un po' le gambe di Sennori. Era da 2 però, soltanto 2 punti, però riporta. Brutta la difesa. È andata in crisi su 2 o 3 cambi consecutivi. A proposito di close out fatti un po' male in questo caso, ritorna Pugioni. Posto di Ale responsabile di questa fallanza difensiva. Hanno sbagliato le rotazioni, si sono incartati sulle rotazioni e sono stati puniti. Cus che sta, diciamo, facendo punire tutte le situazioni che Sennori li lascia, le punisce. Non sta tradendo da questo punto di vista ed è bene sfruttarle, perché la capolista non è tutti i giorni che ti lascia determinate situazioni. No, però loro sono molto bravi, l'abbiamo detto già prima, sono bravissimi a sfruttare quel poco che viene concesso, sono molto focalizzati, sono anche spigliati, come dire, senza problemi dal punto di vista del timore reverenziale, ecco, quindi. E questo vuol dire molto per affrontare la Innovius Sennori, che è in vantaggio di 8 punti. Siamo entrati nell'ultimo minuto di questo secondo quarto. Chessa palla in mano, scarico per Piras, una serie di deviazioni, la palla rimane in possesso del CUS. 5 secondi per concludere. Idini, che canestro di Marco Idini, settimo punto di serata per lui. 34-39. Pisano vuole attaccare, Pisano sino in fondo, sbaglia Ubalek, non riesce a controllare e quindi Spanu per Idini, sino in fondo Idini si protegge ma non riesce a trovare i 2 punti. Piras, ancora Spanu, ultimi 13 secondi dall'angolo, Idini, 2 consecutive, 5 secondi Cordedda, Cus meno 2, ancora Ubalek sotto canestro, Ubalek, 2 sicuri, terzo in arrivo proprio allo scadere del secondo quarto e Giri deve trasformare questa, diciamo,
voglia magari di metterla un po' in bagarre, in voglia di segnare 2 punti sotto canestro, come sta facendo. Questo canestro è importantissimo perché loro hanno trovato 2 triple, tra l'altro su 2 situazioni difensive gestite molto male, e potevano anche un pochino macchiare o contaminare la partita dal punto di vista poi della parte mentale, psicologica. Giri ha fatto questa giocata che ha dato 2 punti sicuri, hanno rimesso 3 secondi sul tabellone, non ho capito bene per quale motivo, forse perché l'addetto al cronometro si è dimenticato di fermare al fischio. Giri deve mettere anche questo, perché questo va a dare una contromossa al gas che ha messo in questi ultimi secondi il Cus. Almeno per pareggiare l'ultima tripla, segnare 3 punti e di pareggiare quella tripla sarebbe fondamentale. Partita che continuo a pensare, Massimo, essere una partita strana, perché rispetto a quelle che abbiamo visto quest'anno, questa forse è la più atipica di tutte. Sarà in trasferta, sarà che siamo stati un mese fermi, però manca forse quella continuità dal punto di vista della difesa e della corsa. Comunque Giri realizza più 5, un secondo esatto alla fine. Vedremo se ci sarà una preghiera cestistica. Ci prova Gaio, difficilissimo, prende solo il tabellone. Quindi Massimo, andiamo al riposo lungo in vantaggio per 5 punti, e ti lascio a te un commento rapido di questi primi 20 minuti. È la classica testa coda, cioè la prima in classifica che va a infrangersi anche un po' per i motivi che dicevi tu, contro la sfrontatezza, la leggerezza dell'ultima, che non ha niente da perdere, mette in campo quello che ha, e sicuramente se i valori si ristabiliscono nel secondo tempo deve cambiare tutto, ma lo deve fare Sendori. Assolutamente, grazie Massimo, ti lascio andare per questa pausa lunga, ci risentiamo all'inizio del terzo quarto. Io vi lascio con un paio di statistiche. Il miglior realizzatore per il CUS è Marco Idine a quota 10, ben coadiuvato da Alessandro Lizzeri a quota 9. Per la Innovius Seniori abbiamo 20 punti per Ubalek, 7 per Cordedda e 4 per Alessandro Verlic. A risentirci per il terzo quarto di gioco. Amici di Twitch, con un ritardo non preventivato di 2 quarti, siamo in diretta. Purtroppo, ragazzi, abbiamo avuto dei problemini tecnici che vi ha fatto perdere in diretta
la partita per i primi 2 quarti. Ovviamente noi ricaricheremo tutto domani mattina con la partita intera, però siamo qua a raccontarvi questa partita che fino a questo momento vede la Innoviu Sieno ricondurre per 42-37 contro il CUS in casa del CUS. Ma la novità di quest'oggi è che insieme a me c'è Massimo Verlic. Nessuno di voi poteva sapere, ne abbiamo già parlato per 2 quarti, abbiamo introdotto tanti temi godendoci questa sfida, e quindi Massimo è giunto il momento di ripresentarci come se fosse stata una prova. Adesso è il momento della verità. In nostra compagnia, in mia compagnia, è un onore accogliere Massimo Verlic, allenatore della Universal Basketball Novara e padre di Massimo Verlic, di Alessandro Verlic. Ormai è come confondere Calageta e Ceneri tra tutti questi nomi e cognomi. Poi ti lascio la parola, Massimo, salutando tutti gli amici di Castelnuovo che ci seguono sicuramente. Sì, saluto tutti gli amici, i parenti, le persone che mi conoscono. È una partita complicata perché è la classica, come abbiamo detto poco fa, testa coda, cioè loro sono ultimi in classifica o lì per lì e non hanno niente da perdere. Sennori arriva da un mese di stop e di mancanza del campo inteso come partita, e forse inconsciamente sottovaluta o perde pezzi, e questi invece hanno una spigliatezza, una sfrontatezza e anche una reattività che è dettata dall'entusiasmo e dal fatto di giocare contro la prima in classifica in casa. Assolutamente, quindi vedremo come approcceranno le due squadre a questo terzo quarto. 2 quarti che hanno visto Sennori anche toccare il più 12, per poi vedere CUS rimontare anche fino alla parità. In questo momento 5 punti separano le due squadre. Ubalek, spalla canestro, già 20 punti all'attivo per lui quest'oggi. Ubalek controlla il rimbalzo, sbaglia ancora Pisano, fuori per Merella. Puggioni, corde da sotto per Ubalek, si torna praticamente dove si era stati all'inizio per ritrovare quella situazione e guadagnarsi 2 tiri liberi. E penso che per creare un divario sia importante caricare di falli l'altra squadra e convertire a cronometro fermo. Bravi a cercarlo, lui strapotere fisico e quindi deve essere assolutamente servito. Qui bravissimi a recuperare 2 volte il rimbalzo offensivo, quindi a giocare 2 extra possessi e poi andarlo a cercare con grandissima pazienza fino a trovarlo, e 2 punti. 22esimo punto per Giri Ubalek, più 7 per Sennori, che prova anche a allungare la difesa. Coach Piras sicuramente avrà catechizzato i suoi giocatori nell'intervallo. Ricordiamolo ancora una volta perché prima non eravamo in diretta. Coach Piras, che è diventato padre la settimana scorsa, quindi gli facciamo tanti auguri al nostro coach. Nel mentre buon close out di Ubalek che oscura la vallata, la tripla di Chessa, dall'altra parte Merella, una prateria per sparare, non va. Percentuali basse da 3 punti per la Innoviu Sennori, dall'altra parte molto alte quelle del CUS nonostante l'errore di Idini. Ubalek da gran giocatore, quale lancio millimetrico per Merella. E sai Massimo che mi piacciono i paragoni con l'NBA, questo è un po' un passaggio che faceva Kevin Love, non so se ti ricordi. Sì, assolutamente, ma la prontezza di alzare la testa è incredibile, cioè lui prende il rimbalzo e guarda subito dove sono i suoi compagni, anche se ormai ha un po' di primavere sulla schiena, però è sempre molto reattivo. Adesso Cordet dà altre azioni di intimidazione, questa addirittura con stoppata, quella di prima di Ubalek, che è stata una grande intimidazione perché ha oscurato, come hai detto tu, la vallata e ha costretto a un tiraccio. Esatto, infatti dove non arrivano le gambe magari arriva la testa e l'intelligenza cestistica, come ci dimostrano Ubalek e Cordedda. Merella, Puggioni si alza, Puggioni, primo ferro per Puggioni che si dispera. Sennori che stranamente non sta tirando benissimo da 3, sta litigando, soltanto una tripla realizzata se non sbaglio Massimo quest'oggi, o le percentuali si alzano o comunque si devono trovare nuove soluzioni. Stoppatissima di Ubalek che stampa il pallone contro il tabellone. Siamo dall'altra parte, Pisano, spalle a canestro per Puggioni, chiamata un'altra tripla, Stefano Puggioni, eccola qua, l'abbiamo chiamata Massimo, arriva la seconda tripla, ma sai bene tu che sei un allenatore la pazienza che bisogna avere con il tiro pesante, soprattutto se si è un tiratore, non demoralizzarsi mai e continuare a prendere quei tiri.
chi fa quel mestiere lì, guardate adesso, subito preso fiducia, ha fatto un altro canestro, chi fa quel mestiere lì e ha le palle in mano per tirare da 3 deve farlo sempre, perché altrimenti deve cambiare sport. Esattamente, cambiare sport, cambiare mestiere, un po' tutto, quindi ovviamente bisogna insistere. Pugioni, giocatore di striscia e realizza il quinto punto consecutivo. Spanu Seniori che ha toccato il nuovo massimo vantaggio della partita, più 14. Pisano, è il momento di azzanare la partita, eccolo qua, Pugioni realizza più 17, ottavo punto consecutivo. E Massimo, tutto giusto, meglio di così non si poteva approcciare questo terzo quarto. Partiti alla grandissima, come avevamo detto alla fine del primo tempo, bravissimi in questo caso, molto intelligenti ad andare ad alimentare quello che adesso è in gas, e questa è la cosa migliore che una squadra può fare, andare a cercare il suo giocatore che sta realizzando, anche forzandogli dei passaggi, nel senso proprio a mettergli la palla in mano anche quando meno se l'aspetta. Questo è correttissimo e dà frutti di solito. Assolutamente, e coinvolgere un po' quello che è il go to guy in quel momento. Ci sono squadre che hanno quel giocatore, no? Che ovviamente devono cavalcare tutta la partita. Seniori ha la fortuna di avere tante carte all'interno del proprio mazzo. Io mi auguro che quasi nessuno toppi mai la partita, ma nel caso in cui ci dovesse essere un realizzatore, un grande realizzatore che sbaglia, sappiamo che ci sono Pugioni, c'è Merella, c'è Veri, c'è Pisano. Diciamo che soluzioni ce ne sono tante. Sì, e come dicevamo prima, Coach Piras può girarsi verso la panchina e bendarsi e indicare con un dito chi vuole mandare in campo. È chiaro che però bisogna avere la capacità di leggere queste situazioni, cioè Stefano è in gas, bisogna cercarlo. Poi è chiaro che c'è l'altra squadra in campo che gli metterà i bastoni tra le ruote, però intanto cerchiamolo e poi vediamo. Assolutamente. Alla prima pausa utile ti fare una domanda, Massimo, che mi è venuta in mente adesso, proprio per quanto riguarda l'impronta di allenatore. Alla prima pausa utile proporremo questo argomento, nel mentre Gaio ribalta per Spanu, si vuole andare sotto da Piras che non riceve, ancora Idini perimetralmente, Spanu fuori per Piras, questa volta se lo prende il tiro, non prende neanche il ferro. Ubalek controlla il rimbalzo, Pugioni, grande close out, esatto, di Cordedda che non ha permesso praticamente niente all'attacco del Cus. Che palla, showtime, Merella schiacciata per Pisano che quasi di tocco, quasi pallavolisticamente ha segnato. Altro fallo e canestro. Non entrano le triple, ma stanno entrando tanti falli e canestri. Importante concretizzare tutto, Massimo. Sono equivalenti. 3 punti realizzati con un 2+1, 3 punti realizzati direttamente dall'arco sono equivalenti. Adesso Alessandro deve stare attento a essere bello concentrato, a convertire, perché sono dettagli che possono cambiare la partita. Attenzione, più 19. Esattamente, toccare il più 20 potrebbe essere anche moralmente per gli avversari una, diciamo, un bel macigno, però sbaglia Pisano, quindi si rimane sul più 19. Idini, palla in mano, Gaio ancora per Idini. Cus che ha dimostrato di essere una squadra che non muore mai, quindi Spanu prova a giocare a 2. Grande palla recuperata da Merella in questo caso, fuori per Cordedda, ottima giocata con pazienza e nonostante l'errore c'è Merella a rimbalzo. Come dicevi tu, Massimo, la pazienza in questo sport, specialmente quando si sta conducendo, è tutto, perché se ti fai prendere dal panico e dalla fretta di voler segnare ti tiri la zappa sui piedi. Sì, bisogna stare attenti a non perdere l'inerzia, quando si ha l'inerzia bisogna tenersela e magari fare una roba affrettata o un errore banale può innescare la controreazione. Ecco, questa è un'altra situazione che può lanciare, però bisogna avere pazienza. Eccola qua. Intelligente Pugioni che scarica per Cordedda, forse si specchia un po' troppo Andrea Cordedda, poteva provare la conclusione. Ancora Pugioni dietro per Cordedda, penetrazione, giocata alla grande. Stanno giocando con pazienza e con intelligenza i giocatori, nel mentre Castelnuovo c'è, finalmente si vede la diretta. Ciao a tutti, questo è il commento che ci scrive Grazioni Annalisa, che è la zia di Massi, la zia di Ale, ovviamente tua cognata. Salutiamo nuovamente tutti gli amici di Castelnuovo e do uno sguardo in chat. Salutiamo Shane234, Ippolito, il nostro grande Ippolito, Bonino, il nostro tamburino e il padre di
Matteo Cabras. Salutiamo anche Oscar Cabras, ciao a tutti, con Ubalek che non aspetta di certo i saluti agli amici in chat. Sale e ne realizza altri due, 24esimo punto. Regalati da Stefano Puggioni. Esatto, con un cioccolatino servito a Giri Ubalek che ha dovuto solo scartare grazie a Stefano Puggioni. Scavallata la metà di terzo quarto, Lizzeri si apre per un tiro da 3 punti, l'errore si combatte a rimbalzo, Piras ha la meglio in questo caso. Ancora una tripla per Piras, Mata Bersaglio da 2 punti, un long two. Massi, bisogna combattere per il Cus che vede scappare via a segno di queste palle recuperate, 2 punti in più danno molto morale, immagino. Sì, bisogna stare attenti, l'ho detto prima, l'inerzia quando si ha bisogna tenersela. Ecco, questa è la classica azione che ti può ridare l'inerzia, perché chiaramente prendi un rimbalzo d'attacco. Ancora un possesso, adesso pazienza perché bisogna convertire. Tanti extra possessi. Stefano. Eccolo qua, chiamata da Massimo Verlic e Stefano non tradisce e in un amen arriva a quota 13 punti. Stefano Puggioni, grandissimo giocatore di striscia, il numero 5 che poi tiene molto bene l'uno contro uno e va a stoppare Marco Idini. Più 24 per Senior in questo caso, terzo quarto pazzesco, Piras sino in fondo realizza. Mentre il nostro Abracadabras 71 al secolo, Oscar Cabras, ci scrive veramente complimenti per il commento tecnico. Quindi Massi, qua ti fanno i complimenti anche da casa. Grazie mille, ringrazio. Mi fa molto piacere farlo, l'ho fatto in passato, mi divertivo molto, mi sto divertendo molto anche stasera. Speriamo che si possa riproporre. Dispiace un po' che il commento tecnico di oggi non abbia la giusta location come l'abbiamo a Sorso, il tavolino, le grafiche e tutto, ma arriveremo anche a quello, Massi, con calma arriveremo anche a quello. Mentre il Cus palla in mano, 3 minuti e 20 da giocare in questo terzo quarto. Pick and roll centrale sfruttato da Spanu, si apre poi Idini, si va dall'altra parte per Piras da 3 punti. Piras, portano tutti la firma di Alessandro Piras, i punti del terzo quarto, ben 8, però sono 19 i punti tra le due squadre. Pisano palla in mano, Puggioni si alza, un'altra tripla ancora, Stefano Puggioni, e si candida al ruolo di MVP insieme a Giri Ubalek. Nel mentre arriva un fischio e credo che si rimanga da questa parte proprio così, quindi potenziale giocata da 3 o più punti, anzi da 3 sicuri addirittura ne possono arrivare 6. Azione particolare in questo sport, segni da 3 e subisce anche il fallo a rimbalzo. Sì, c'è stato un fallo a rimbalzo, a palla ancora viva, quindi giustamente assegnata la rimessa a Sennori. Stefano Puggioni bravissimo a cambiare la sua partita, un primo quarto opaco, molto opaco direi, e poi va in campo nel terzo quarto, dimentica i problemi del primo quarto e fa una roba che ha girato la partita. Cordet da fronteggiare, si alza da 3, Cordet non va, Pisano combatte, alimenta ancora Puggioni, altra tripla Puggioni, questa volta non entra, forse si fa male la caviglia, speriamo non si tratti di niente di grave. Ancora Cordet, altro extra possesso, perde però la maniglia, per meglio dire Alessandro Piras gli toglie la sedia e quindi fallo tattico, mentre classica atmosfera anche da parte dei tifosi sennoresi, che si fanno sentire come sempre. Un grande grazie ai nostri tifosi che ci seguono e supportano in ogni palazzetto, ogni weekend. Mentre il parziale di questo quarto, Massimo, è 24-7 per la Innovius Sennori. Una grande reazione da grande squadra. Sì, hanno cambiato completamente passo come era auspicabile. È evidente che tenendo quel passo che si è visto nel primo tempo si aprivano dei rischi, perché poi sale l'entusiasmo, l'ultima diventa la prima diventa l'ultima e poi si va a infilare in qualche
problema che magari può pure diventare insormontabile. Era necessario fare questa roba, credo che coach Piras nello spogliatoio abbia fatto saltare le panchine per aria, insomma. Qualche vite deve essere saltata da quelle panchine. Conoscendo Gabriele Piras, mio amico da veramente tanti anni, sicuramente l'ha fatto. Nel mentre il CUS non molla, diciamo la verità, perché Alessandro Piras ruba un pallone a metà campo e si va a guadagnare 2 tiri liberi, e penso che il time out l'abbia chiamato coach Sassu, quindi time out nel mentre a 1 minuto e 54. Approfitto di questa pausa per chiederti, Massimo, per quanto riguarda coach Piras, avere una squadra così completa, lui che è un allenatore molto giovane, che si deve costruire il proprio futuro in panchina, iniziare da una squadra così completa, giocatori anche già esperti e formati, è più facile o più difficile rispetto a una squadra di giovani come può essere, esempio, il Sant'Orsola, secondo te? Non è facile dirlo perché dipende moltissimo dalla personalità dell'allenatore. Mi sembra di vedere che lui ha una bella personalità forte, non è uno che si lascia sicuramente condizionare nelle sue scelte da magari qualche atteggiamento, qualche sguardo o qualche linguaggio del corpo strano dei suoi senatori. Credo che lui non abbia particolari difficoltà. Secondo me è evidentemente molto più facile governare una squadra di giovani che non una squadra dove c'hai Cordedda, Giri, Enrico Merella e mettiamoci pure anche mio figlio, vai. Sì, assolutamente, mettiamolo dentro, assolutamente, però può essere per coach Piras un modo per migliorare tanto e subito, quindi una sorta di boost da allenatore, perché certi giocatori anche solo indirettamente con la loro presenza te lo danno. Nel mentre Pugioni ancora palla in mano dopo che Piras ha realizzato un tiro libero su 2. Pisano in avvicinamento, Alessandro Pisano. Bravo, perché loro adesso hanno alzato la pressione, stanno mettendo le mani addosso, vogliono un po' intimorire. È chiaro che fare un canestro così significa togliere le velleità. Esattamente, togliere anche un po' di fiducia alla difesa del CUS. 90, anzi ultimi 90 secondi di terzo quarto, buon palleggio di tiro sbagliato, giganteggia lì sotto Ubalek che fa letteralmente il vuoto, e quindi Tola per Cabras, vuole andare fino in fondo Cabras, non va, c'è bisogno assolutamente di concretizzare, e quindi Ubalek non si intende per un istante, chiama Pugioni, lascia per terra De Martis, Pugioni, palla bellissima per Cabras che subisce il colpo da dietro da Lizzeri e va in lunetta. Sicuramente con quella stazza Matteo Cabras deve concretizzare lì vicino, numero 13, che comunque si muove bene nei pressi del ferro. Come lo vedi in maglia sennorese, Massi? Ma lui mi ha sempre fatto una buona impressione. Qui ha commesso un errore a mio avviso, perché sapeva che gli sarebbe arrivata quella palla, doveva rubare spazio un istante prima per andare più vicino e non subire il recupero poi di Lizzeri che gli ha toccato il pallone dietro. È vero che ha fatto fallo, però se lui avesse rubato mezzo metro prima, quando ha visto partire Stefano, avrebbe fatto canestro e fallo. Assolutamente, quindi anticipare anche i movimenti per provare a leggere l'attacco, quello è fondamentale in questo sport. Bucato, in questo caso bucata la pressione sennorese. Ultimi 40 secondi in arrivo del terzo quarto, 40 69 per chi difende. Dongu per Lizzeri, si svita Lizzeri, grande stoppata da parte di Federico e Alessandro. Sembrava palla piena ovviamente, come ci suggerisce Massimo, però sarà, ne accusa anche Federico Tola, anche se è un po' perplesso. 30 in questo caso va assolutamente bene, certo. Molte volte bold on lie, come direbbero, in questo caso sbaglia il libero Lizzeri, realizza per lo secondo. Discrepanza di 4 secondi fra i due cronometri, anzi discrepanza di 8 secondi fra i due cronometri, chiedo scusa. Pugioni vuole attaccare, Ubalek si alza da 3 punti, sarebbe stato un long shoot, aveva il piede sulla linea ma il tiro è uscito. Ultimi 8 secondi, Dongu palla in mano, ancora Piras, serve
di rimanere concentrati fino alla fine. Il tiro arriva, buona difesa in questo caso di Senuri nell'ultima azione. Si va l'ultimo mini riposo, Senuri 69, Cus Sassari 46. Il parziale è di 29-8. Questo è il terzo quarto. Come lo analizzi, Massi? L'abbiamo anche già analizzato durante questo quarto, però sicuramente questo è il quarto decisivo per questa partita, decisivo per Senuri, ma in linea di massima è un po' decisivo in tutte le partite il terzo quarto, no? Sì, molto spesso sì, e io ne so qualcosa perché alle volte mi è capitato di perdere delle partite proprio nel terzo quarto, come sta accadendo a Cus, che ha subito il ritorno in campo di Senuri con grandissima determinazione. Hanno capito che dovevano totalmente cambiare la partita e lo hanno fatto con grande intensità, con grande intelligenza. Hanno alzato la pressione difensiva, hanno alzato la pazienza e la capacità di tenere la palla in mano in attacco, scegliendo e trovando grandi soluzioni, e poi hanno trovato uno Stefanino Puggioni che veramente ha fatto delle robe, come ho detto prima, cambiando la sua partita, e per un ragazzo così giovane non è facile. Poteva anche accusare mentalmente la delusione del primo quarto, che lo aveva visto un po' con le polveri bagnate. Bravissimo, molto bravo, complimenti. E questo è anche un po' forse sinonimo dell'allenamento con ragazzi più grandi di lui, che giocano da 10 anni in più di lui, che gli trasmettono quella forza mentale, perché Stefano è anche un ragazzo che magari si butta giù dopo 2 o 3 canestri sbagliati, ma avere certi elementi che ti possono aiutare anche a tenere la testa è importante. Ho visto sia in campo che dalla panchina grandissimo incitamento, grandissimi complimenti. Lui sicuramente gode di questa cosa e alza la sua autostima e cambia la partita, come si è visto. Importantissimo, infatti rientrano le squadre per il quarto quarto. Tola, Verlik, Cabras, Pisano e Ubalek in campo per la Innovius Senuri. De Martis vuole attaccare, Dongu, scarico per Gaio da 3 punti. Bella giocata da parte della squadra di casa. Terza tripla per Gaio quest'oggi, 9 punti, meno 20 per il Cus, o meglio più 20 per Senuri. Verlik da 3 punti, secondo ferro. Il rimbalzo è ancora di Tola, vuole attaccare verso il fondo, altra finta, scarico quasi a emulare il suo amico e compagno Merella. In questo caso si incarta Matteo Cabras, palla persa, e Cus Sassari che è già dall'altra parte. Lizzeri va sino in fondo, Lizzeri, buona giocata del numero 11, con i punti che vengono assegnati nel tabellone a Senuri anziché al Cus. Verrà subito cambiata sicuramente. Il punteggio è 51-69. Segna Dongu, time out. Nel mentre, amici a casa, ho appena assistito a una bellissima scena tra allenatori. Qui a fianco a me Massimo aveva suggerito il time out. Nel momento in cui l'ha suggerito, coach Gabriele Piras l'ha chiamato, quindi grande simbiosi in questo caso. Senuri che non ha approcciato al meglio questo quarto, parziale di 7-0 per il Cus. Cosa diresti tu adesso ai ragazzi in panchina? Adesso serve una scossa come quella che ha dato nello spogliatoio del primo quarto, alla fine del primo tempo, e come quella che ha dato precedentemente nel time out del primo tempo, quando c'è stata una crisi simile. Bisogna stare attenti, prestare attenzione a queste cose qui, perché come abbiamo detto prima, quando si ha l'inerzia bisogna tenersela. Assolutamente, tenere l'inerzia è importante. Questi crolli comunque non fanno stare troppo tranquillo coach Piras, perché c'è sempre da lavorare, coach, perché questo sport è fatto da allenamento. Puoi vincere sempre, ma se non alleni anche l'aspetto della partita, penso che poi venga tutto meno, no? Fa parte del gioco, il coach è lì per quello, deve fare questo, non ci sono altre cose che deve fare. Anche il coach, come i giocatori, deve andare sul campo a dare il 100%. Nel mentre Tola in uscita dal time out, serviva una scossa, era importante, e 2 punti trovati, 53-71. Uscita di Lizzeri,
Dongu palla in mano, vuole attaccare Verrick, vuole andare sino in fondo. Buona difesa, meglio l'attacco in questo caso. Molto bravo lui. E il Cus che torna a meno 16. Pisano da 3. Scheggia il ferro, pazienza che è venuta meno per Senior in questo caso. Dongu pressato da Tola che è diabolico in questo caso. Palla 2, il possesso premia la Innoview Senior. La pazienza che ha avuto nel terzo quarto sembra non averla in questo inizio di quarto Senior, forse perché manca un po' quel ritmo partita. Un mese è tanto. Un mese è tanto, in questo caso Alessandro Pisano doveva aspettare perché era un tiro che è in qualche modo delicato, perché come abbiamo detto c'è un problema in questo momento e quindi bisogna trovare la soluzione ideale e quindi bisogna avere pazienza. Pazienza che ha trovato in questo caso con l'uscita a ricciolo da parte di Jiri Ubalek, guadagnato il fallo. Beh, ricordiamo agli amici a casa, perché ho guardato un attimo la chat di Twitch, ho letto dei commenti che non mi sono per niente piaciuti, poco rispettosi nei miei confronti, anche nei confronti di Massimo Verlick. Ricordiamo che questa è una piattaforma Twitch della Pallacanestro Senior, quindi che il tifo sia di parte è abbastanza scontato, però lasciamo perdere, perché Massi hanno scritto in chat che puoi leggere tu tranquillamente che il tifo è troppo di parte, ma poi chi della Pallacanestro Senior ha risposto però ci dispiace molto, perché noi diamo un servizio esatto, meglio così. Lizeri attacca e sbaglia, 2 liberi in arrivo. È un fallo tecnico alla panchina, immagina coach Piras. Fallo tecnico alla panchina senorese e quindi Cus che può approfittarne per riportarsi a contatto. 7 minuti. Sbaglia il secondo rimbalzo di Ubalek, partita lunghissima, ma 7 minuti sono un'eternità in questo sport. Assolutamente sì, bisogna sempre pensare che poi il tempo è effettivo, quindi poi ci sono le fermate per le varie interruzioni e bisogna sempre stare attenti per quel motivo che abbiamo detto prima, insomma. Mentre Alessandro Verrick realizza nei pressi del ferro, servito molto bene, più 16 per la Innoview Senior. De Martis, penetrazione, scarico per Piras, ancora Dongu, insiste su questo lato il Cus. Gaio, penetrazione, alza la parabola, l'errore, Cabras, Piras diabolico a recuperare sfruttando la presa difettosa di Cabras. Meno 14.
Verrick palla in mano, l'uscita per Tola non servito, sotto da Ubalek, si svita Ubalek, non trova il canestro, scadono i 24, il Cus che guadagna di nuovo il possesso, 5:48 alla fine. Tripla di Piras, piedi a posto, l'errore, il rimbalzo di Verlick. Cabras prende il tiro, ottimo tiro di Matteo Cabras con coraggio, un giro sul ferro e realizzazione. Serve rimanere concentrati Massi in questo momento la partita, dove tutto il pubblico spinge per il Cus, nonostante un bello spicchio senolese c'è. Era un tiro da prendere, è stato molto bravo Matteo, e la fortuna, anche un po' di fortuna l'ha premiato, insomma. E dall'altra parte Ubalek, 2 sicuri, il terzo in arrivo, ancora Giri Ubalek, 75esimo punto della squadra. Altro bel lancio lungo. Time out in campo e 5 minuti e 0-1 dalla fine. Concretizza Giri Ubalek, converte il gioco da 3 punti, 78-59, 5 minuti alla fine. Staffetta che quest'oggi non aveva mai fatto Coach Piras, fuori Giri e dentro Andrea Cordedda. Come la vedi questa staffetta fra i due? Ma ci può stare, ci può sicuramente stare. È chiaro che cambia completamente la fisicità, però Andrea può fare parte di quello che fa Giri e può tenere la squadra comunque compatta. Assolutamente sì, anche per abbassare un po' il quintetto. Mani veloci di Federico Spano e contropiede chiuso da Pisano col fallo di Gaio. C'è anche il quinto fallo del numero 15 che si accomoda in panchina. Si chiarisce con Pisano. Non va bene. Si rimane sul più 20, 59-79. Punteggio che fa star tranquilla Senoli, ma fino a un certo punto bisogna mantenere alta la concentrazione. Lizzeri, penetrazione di Lizzeri, l'errore. E quindi Spano conquista il rimbalzo. Pisano si può distendere, ancora Verlick. Scarico per Federico Tola. Verlick vuole attaccare in un quarto di campo, va sino in fondo, fallo subito con grande caparbietà, attaccato la difesa, è andata a guadagnarsi il fallo. Ancora nessuna situazione di bonus per nessuna delle due compagini. Intanto torna in campo Stefano Puggioni
con 16 punti all'attivo. 27 sono quelli di Ubalek e 9 di Merella per quanto riguarda i migliori realizzatori di Sennuri. Spano in avvicinamento con l'aiuto del ferro. Buona la prestazione di Spano quest'oggi, che sta salendo di colpi, Massi, no? Sì, è concreto, fa cose facili, efficaci e quindi sicuramente trova soddisfazione, perché fare le cose facili è più facile che fare le cose difficili. Assolutamente, è mai banale in questo sport concretizzare le situazioni semplici di gioco. Lizzeri, palla persa banale, in questo caso di Cordedda, e Lizzeri che segna un altro canestro. Ottima prova di Lizzeri quest'oggi. E ancora Spano, eccolo qua, le cose semplici che portano i risultati. Nuovo più 22, ancora Federico Spano. E ancora Lizzeri dall'altra, subisce il fallo. Lizzeri a quota 16 punti. Non male la prova di Lizzeri in uscita dalla panchina, assolutamente. Realizza il primo Lizzeri. Anche il secondo manata bersaglio, e quindi Forbice che si allarga e si ricuce dal più 22 al più 20. Lì Spano, mani attive, fallo e bonus, quindi 2 liberi. Aumenta il proprio tabellino Stefano Puggioni, con forse coach Sassu che avrebbe potuto sfruttare meglio, non so, chiedo a te Massi, sfruttare meglio i suoi esterni, magari più minuti per Luca Chessa, non sappiamo le sue condizioni, però ha fatto il possibile fino a questo momento, dici il Cus. Ma io credo che abbia fatto per 20 minuti un'ottima partita, poi chiaramente la differenza è tanta, quindi ci sta che poi se non riprenda il sopravvento ci può stare, insomma c'è anche una grande differenza di fisicità, però il Cus ha fatto secondo me una buona partita, alcuni elementi molto bene, per esempio Lizzeri ha fatto una bellissima partita, Chessa non sappiamo se magari ha qualche problema. Prova a rispondere Chessa per zittirci, in realtà la tripla va fuori, pochi minuti per Luca quest'oggi, il giocatore Galalunga lo vedremo sempre più all'interno di questo gioco. Rimbalzi offensivi ed extra possessi che sono rivelati fondamentali in questa partita, Massimo, perché Sennuri mi ricorda almeno 5-6 azioni dove conquistava almeno 2-3 rimbalzi, aveva 3-4 occasioni in più degli avversari, e questo è importante in questo sport. Chiudere la partita con almeno 10 tiri in più degli altri vuol dire che hai più possibilità di vincere. E beh, questo è matematico, cioè gli extra possessi cubano poi nelle palle giocate e quindi nella possibilità di prendere delle conclusioni. Ricordo anch'io almeno 3 azioni nelle quali ci sono stati 2 extra possessi, lì vuol dire prendere 6 rimbalzi offensivi, giocare già solo lì 6 palloni in più. Comunque se giochi 6 azioni consecutive continui a prendere e non segni, diciamo si vanifica tutto, serve concretizzare, questo è importante. 2 minuti e 11 alla fine, se non li controlla Alessandro Piras in lunetta. Applausi del pubblico di casa per Lizzeri. Puggioni supera la metà campo, pressato da Dongu. Iniziati adesso gli ultimi 2 minuti di partita. Tola spalle a canestro, si svita Tola, va a guadagnare il fallo.
Marco Idini, palla in mano, ci stiamo avviando ormai agli ultimi 90 secondi di partita. Luca Chessa riceve, ribalta per Dongu, palleggia il tiro dentro i 3 punti, secondo ferro, buon tiro applaudito comunque dalla panchina del CUS. Pugioni, Cabras si prende il tiro, si doveva prendere giustamente un tiro libero in movimento, sbagliato, ci mette la manottola. Dongu Sina in fondo, realizza Pugioni. Ultimo giro di lancette prima della fine di questa partita grandissima. Intesa fra Verric e Cabras, buona palla, gran canestro e ormai sì, molto bravo anche Alessandro Piras, il lungo del CUS. Cosa ne pensi della sua prestazione quest'oggi? Ma io non me lo ricordavo sinceramente, mi è piaciuto, ha fatto tante buone cose, ha fatto vedere anche di avere delle buone mani. È chiaro che aveva un cliente difficile perché giocare contro Giri Ubalek non è facile per nessuno, neanche forse in categoria superiore. Quindi esatto, qua. Assolutamente d'accordissimo con te. Il CUS che vuole onorare la partita fino alla fine. 2 liberi guadagnati, ormai siamo nella fase conclusiva del match, possiamo anche dare qualche statistica in conclusione con la squadra di casa che ha mandato ben 3 giocatori in doppia cifra: Alessandro Lizzeri 18, Alessandro Piras 11 e Marco Idini 10. Per Livio Cecchini questo è rimane il quarto punto della sua partita, mentre per la Innov Ju Seniori abbiamo 27 punti di Ubalek, 18 per Pugioni, 7 per Cordedda. Ci prova e ci riesce Alessandro Verric da 3 punti, aumenta il suo tabellino, ovvero sale a quota 9 punti. Continua a giocare fino alla fine del corso, giustamente. Concludiamo le letture dei tabellini. Pisano ne ha realizzati 7, Tola 3, Cabras 5, Verric come detto 9, Merella 9, Spano 6 e si conclude così la partita. Innov Ju Seniori sbanca il campo del CUS per 91-69. Buona la prima nel 2025 e un grande ringraziamento a Nicola Bianchi per le immagini che ci ha fornito e al commento tecnico di Massimo Verlic. Sarà un piacere poterti ospitare nelle prossime partite, ovviamente impegni delle tue squadre permettendo, e ti lascio a te la parola per salutare gli amici a casa e un commento sulla partita odierna. Grazie a voi, mi sono divertito. Mi dispiace un pochino che qualcuno abbia detto che ho parlato fuori tono, oppure se ho dato l'impressione di aver offeso qualcuno me ne scuso, non era assolutamente mia intenzione. La partita è stata quella che si poteva immaginare, cioè un inizio dove il CUS giustamente non ha nulla da perdere e va di grande spigliatezza, di grande brillantezza, e ci sta, e poi Sennore che deve fare la parte sua e quindi deve per forza reagire. Lo ha fatto nel terzo quarto, ha scavato il solco definitivamente. La differenza tra le due squadre è tanta, si è vista anche nel divario finale, però onore ai ragazzi del CUS che hanno tenuto il campo molto bene per oltre 20 minuti e non hanno mollato mai neanche sotto di 25. Grazie mille Massimo per la tua analisi, mi aggancio anche alle tue parole. Ogni tanto ovviamente con le dirette streaming può succedere che qualche commento ci lasci un po' perplessi. Noi ovviamente non abbiamo mancato di rispetto a nessuno, anche perché conosciamo la maggior parte dei giocatori in campo. Abbiamo provato a analizzare la partita nel modo migliore possibile. Ovviamente non ci nascondiamo, tifiamo Seniori perché siamo la pagina Twitch della pallacanestro Seniori. Ci dispiace se qualcuno si sia sentito toccato, ma noi siamo tranquilli del nostro operato. Ancora una volta grazie Massimo, ci vediamo presto, diciamolo insieme. Ciao a tutti gli amici senoresi, forza Seniori.